Allora, direi che oggi, prima leggevo la notizia di questo parroco che ha accusato una ragazzina di essersela cercata, diciamo, la violenza sessuale, una Ho ragazzina letto di... anch'io stamattina, Ecco, e purtroppo. quindi parlare oggi di violenza sulle donne direi che è assolutamente doveroso, ma mi ha colpito il fatto che però questa mostra titola in modo particolare, perché titola appunto In nome dell'uomo. Che cosa significa? Perché avete scelto questo titolo? Allora, guarda, il titolo l'ho scelto perché ero reduce da una mostra sempre tenuta a Padova sullo stesso argomento all'inizio dell'anno, si chiamava Love and Violence. Sì. In quella mostra avevo in qualche modo cercato di capire come all'interno della relazione molto spesso l'amore potesse poi o diventare o nascondere la Mhm. violenza, perché si partivano da dati di fatto. Cioè all'interno di quello che è il panorama terribile delle violenze subite dalle donne, il 73% riporta che le violenze sono quelle domestiche, quindi Sì, diciamo che gli abusanti, i maltrattanti sono generalmente proprio quelli che noi scegliamo come nostri compagni e dai quali non riusciamo più ad emanciparci poi certo. da questa modalità violenta. Mhm. Questa è la premessa. Comunque il nome dell'uomo nasce da una riflessione che vado a sintetizzarti. Sì. Non solo, cioè siamo di fronte a un problema di violenza diffuso, non c'è solo la violenza sulle donne, ci sono le guerre, la violenza sui bambini, un'attenzione che non è più tale verso i fragili, un accanimento, no? Verso tutta una serie di deboli. Allora, la domanda è provocatoria. Certo. L'uomo è un uomo con la U maiuscola, quindi noi Mhm. ci rivolgiamo fondamentalmente a un uomo nuovo e chiediamo: ma tu uomo, genere umano, veramente firmi nel tuo nome queste oscenità? Mhm. Nel momento in cui tu ti metti dalla parte dell'uomo che firma col suo nome questa oscenità, automaticamente scalzi una modalità e un linguaggio violento, perché non puoi prenderti la responsabilità Certo. individuale di Certo. compiere questo abominio. E quindi è Mhm. una micro-rivoluzione che noi chiamiamo a fare. Cioè, se Certo. noi pensiamo, no, di essere persone che alla fine possono fare qualcosa, possono modificare qualcosa, ognuno nel proprio piccolo, capito? Però la rivoluzione deve partire appunto da questo traghettare verso un Sì, uomo certo, cioè nuovo tutta l'umanità. ci siamo addomesticati agli orrori quotidiani che sono appunto di diverso tipo, non soltanto Non ci indigniamo chiaramente, non più, ci non indigniamo prendiamo più più. posizione. Certo. Esatto. Invece noi vogliamo che ci sia questa, ecco, noi intendo anche tutti gli artisti che hanno Sì, ecco, partecipato, che infatti hanno io sentito. ho dato uno sguardo ai nomi, sono soprattutto nomi italiani, di artisti appunto, immagino anche locali in qualche modo, che si Allora, sono noi siamo espressi. partiti. Sono partita in qualche modo sono tutti artisti con i quali io lavoro da tempo e infatti non mi stanco mai di dire che sono la mia grande famiglia e con loro ho delle relazioni meravigliose, perché sai, il curatore Eh o sì, compra a pacchetto tutto quello che gli certo, viene dato, oppure in certo, qualche modo se si mette a lavorare a tavolino con gli artisti nasce giustamente un progetto che prende forma e anche si modifica in base poi a quelle che sono le istanze anche mosse, no? I punti di vista degli certo. artisti. Mhm. Comunque la mappatura parte naturalmente da una mappatura che coinvolge il Veneto su più Sì, regioni, scusami, su più città, da Padova, Verona, Venezia, Vicenza, per poi estendersi a livello nazionale invece e anche a livello internazionale, perché certo. abbiamo la presenza di Berber Schmittmann e anche di Alberto Sacca, una della Germania e una dell'Albania, che invece propongono una riflessione molto simile, perché Alberto Sacca è rimasto praticamente 4 giorni perso nel mare, scappando dalla guerra dell'Albania del 1991 e poi è arrivato in Puglia, adesso lui vive a Venezia e è come dire, un grandissimo talento riconosciuto proprio a livello nazionale e poi immaginate insomma, no, Sì, che sì. cosa passa. Infatti lui
dipinge sempre. Quindi ognuno ha, diciamo, ha affidato alla propria forma d'arte il messaggio di ricominciare, diciamo, da un uomo nuovo. È un messaggio Esatto. universale, però ognuno poi l'ha reso specifico, perché ho visto che appunto ci sono sia video, sia installazioni, diciamo, più Ognuno ha la contemporanee. propria, sì, ognuno ha la propria modalità, il proprio linguaggio dell'arte, no? Per cui chi è abituato a fare performance in questa vernice, lo posso dire, ci sarà l'11 novembre alle 17 a Villa Guidini, abbiamo l'inaugurazione. Sì, La sì. mostra comincia il 12, ma L'inaugurazione, l'inaugurazione è certo, il l'11. giorno prima, certo, sì, sì. E il giorno prima, ci tengo a dirlo perché spero sia ma insomma le premesse ci sono tutte, una mostra molto partecipata. Abbiamo anche organizzato un aspetto educational che vede coinvolte le scuole, Mhm. e all'inaugurazione abbiamo scelto, oltre agli artisti che si muovono tra fotografia, performance, videoarte, installazioni e arti visive, Mhm. abbiamo anche all'Atere una serie di incontri, proprio anche l'11 di novembre, con il teatro, Sì. coinvolgendo poi quelle che sono le scuole superiori e i ragazzi in un percorso naturalmente appunto educativo e di riflessione sulla violenza, che con l'età del consenso ci fanno anche riflettere, cioè ci danno anche loro il loro contributo e il loro Certo, punto di vista. certo. E poi ho letto che appunto ci sono anche, diciamo, ci saranno delle sezioni legate all'Etno Film Festival, se non sbaglio, Esattamente, ecco, sì. quindi ci saranno, non so, saranno proiettati Proiezioni dei di documentari. documentari, ecco, sì, L'Ethno Film diciamolo, Festival sì. lo dice il titolo, è un festival di cinema documentaristico legato appunto all'etnologia, è diretto da un caro amico che saluto, si chiama Fabio Gemo. Mhm. Fabio Gemo ha partecipato con un grande interesse e generosità a questa mostra, e lui ci propone delle proiezioni che sono dei film documentari dedicati, che vedono come protagoniste le donne. Mhm. Allora avremo casi in cui appunto legati per esempio al mondo sommerso della prostituzione, ma anche dei casi nei quali grazie al lavoro che ricordiamo nella prima grande forma di emancipazione dalla violenza, grazie al lavoro molte donne anche nelle loro terre, nei loro paesi d'origine, riescono a trovare una nuova vita e una nuova È una dimensione nuova all'uscire dalla dimensione, violenza. certo. Allora, benissimo, grazie a Barbara Codogno. Ricordiamo un po' diciamo le informazioni principali di questa mostra, che si tiene, inaugura l'11, ma ufficialmente per chi vuole partecipare è aperta appunto dal 12 fino al 2 dicembre. Il 2 dicembre poi si chiude con la proiezione di 2 documentari appunto di denuncia, Gli che Etnofilm Fest, grazie a esatto. questo Etnofilm Festival, e appunto si tiene al Zero Branco in provincia di Treviso, Villa Guidini, quindi deve essere anche un posto molto, molto bello. La villa è molto bella, e una cosa va detta: Sì, questa mostra è stata realizzata grazie alle pari opportunità sì, intercomunali, per cui noi abbiamo la sede, la location è questa villa meravigliosa, Villa Guidini, che è un parco bellissimo dove ci saranno le performance sabato, sì. l'inaugurazione l'11 novembre, ma ci sono appunto il comune di Casier, comune di Casale sul Sile, di Preganziol e Zero Branco, con una serie poi di attori importantissimi, perché abbiamo le pari opportunità della Regione del Veneto, Sì. la Commissione Pari Opportunità del Comune di Treviso, le donne medico e, ci tengo molto a dirlo, il Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso e Cambiamento Maschile, un'associazione che lavora con gli uomini maltrattanti. Ah, ecco, bene, mi pare anche questo una cosa buona da Assolutamente, sottolineare, perché dalla violenza si può uscire, e chi è violento deve farsi aiutare. deve farsi aiutare. Le donne devono denunciare e non devono più provare lo stigma della violenza su di loro, e se riusciamo veramente a fare rete come stanno facendo le pari opportunità, i risultati ci sono, il cambiamento c'è, l'uomo nuovo può
nascere. L'uomo nuovo può nascere, bello, bellissimo. Allora, l'uomo, in nome dell'uomo, l'arte contro la violenza, quindi un uomo nuovo, un uomo di domani, un uomo che, come abbiamo appena Sta a detto, fianco delle è a donne, fianco delle donne e eh dice sì, no alla alla violenza. violenza e non parla come ha parlato qualcuno ieri, perché No, ecco, assolutamente. va detto anche questo, perché è No, abbastanza, no, no, che beh, poi dai, è lo noi adesso stereotipo più stiamo un po' terribile. sorridiamo perché è No, no, anche non stiamo giusto, sorridendo. sì, no, è anche giusto che ci sia, diciamo, una componente, tra virgolette, leggera perché siamo sempre in radio, però a me ha colpito che ho letto ieri, quindi che ho letto Ma stamattina sai, poi. è l'incarnazione di uno stereotipo che è il più banale alla fine, per Esatto, cui va anche bene riderci sopra, è talmente ormai vecchia questa visione delle cose, esatto. cioè dire a una ragazzina te la sei cercata è proprio È da il cliché, anziani, è è il proprio da cliché. tanto Sì, vecchia, capito? sì, Se sì. non tiene più da nessuna parte, No, è infatti. solo ridicola. Esatto. Bene, allora ti ringrazio Barbara, spero ci sia nuova occasione e in bocca al lupo per questo bel appuntamento di Ringrazio te per Treviso. la tua generosa disponibilità e un caro saluto, siete una radio fighissima e Grazie, complimenti. grazie, grazie, bene. Ciao, alla prossima. Arrivederci, ciao. Arrivederci.